Buonasera a tutti, buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento conclusivo di questa prima edizione della settimana delle start-up. Io mi presento, sono Elisa Micelli, sono la referente dell'area impresa di Friuli Innovazione. La settimana delle start-up, ormai l'avete imparata da questi giorni in cui siamo stati insieme, è un'iniziativa voluta e realizzata dall'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Ditedi, Friuli Innovazione, Polo Tecnologico di Pordenone e Unicorn Trainers Club. Una settimana, 5 incontri, 15 start-up che si sono presentate al pubblico delle imprese e degli operatori. È un'iniziativa bottom-up, quindi nata dall'esigenza che è stata manifestata proprio dalle imprese di entrare in contatto con il mondo delle start-up, quindi capire come funziona, chi ci lavora, quali persone appunto lavorano nelle start-up, in ottica di valutare delle collaborazioni nell'ambito della Open Innovation. Attività che magari vengono fatte di solito one-to-one o imprese che cercano start-up di determinati settori. Invece in questo contesto quello che abbiamo voluto fare è quello di generare delle collaborazioni che vadano oltre il settore e quindi che vengano generate grazie a spunti tra persone, esperienze e appunto progetti. Oggi conosceremo 3 start-up innovative, si tratta di Assibro, che sviluppa soluzioni per la digitalizzazione del brokeraggio assicurativo italiano, e Mate, che sviluppa soluzioni software per il digital learning, e Replace, che si occupa di progettazione e produzione di componenti in ambito biomedicale utilizzando l'additive manufacturing. Io vi ricordo la formula del 7+3, quindi ogni startup si presenterà in 7 minuti e poi ci sarà la possibilità di fare delle domande negli ulteriori 3 minuti. Vi ricordo che potrete scrivere le domande in chat e poi io potrò porle alle relative startup. Ricordo ancora una cosa, che alla fine di questa mezz'ora apriremo 3 room dedicate a ogni singola startup, quindi coloro che vogliono approfondire qualcosa, che vogliono semplicemente scambiarsi i contatti in modo un po' più approfondito e quant'altro, può partecipare alla room. Per partecipare alla room basta scrivere in chat a Lorenzo D'Andrea di Foxwing, che sta gestendo dal punto di vista tecnico questi eventi, l'azienda con la quale vuole poi parlare, oppure potete cliccare nella parte bassa di Zoom, vedete che c'è il tasto, l'icona partecipanti, voi scorrete tutti i partecipanti fino alla fine, troverete un'iconcina verde con scritto yes, potrete fleggare quell'iconcina alla fine della presentazione e automaticamente Lorenzo poi vi inserirà nella rispettiva room. Direi che ho detto tutto, possiamo iniziare. Diamo la parola alla prima impresa, si tratta di Assibro e ce ne parla Riccardo Piccinato. Buonasera a tutti, mi sentite? Grazie, grazie dell'evento, è un piacere per me. Io parto con la condivisione dello schermo così riesco a presentarvi per bene la nostra realtà. Eccoci qui, allora questa è l'immagine del nostro edificio di Assibro. Lo vedete? Tutto corretto? Perfetto. Questo appunto è l'edificio in cui siamo e per capire che cosa fa Assibro e dove vuole arrivare partiamo dal mercato di riferimento, che è quello dell'assicurazione italiana, e che in questo momento l'abbiamo rappresentato con questo iceberg nel quale il 14% è la fascia già digitalizzata dei clienti italiani che va a comprare online prevalentemente tramite comparatori digitali, quindi già abituata ad avere dei cosiddetti chatbot, quindi dei programmini informatici nel quale vengono inserite le risposte tramite appunto le domande che vengono fatte dagli stessi programmini, e il resto dell'86% del mercato non è ancora così digitalizzato. Però i fattori sono 2, il fattore anagrafico e la sempre più forte digitalizzazione. Quindi noi vogliamo appunto andare a prendere quello che è il mercato innovativo che verrà, soprattutto per 2 fattori. Primo, perché appunto è un mercato che è compatibile con la nostra età anagrafica. Il secondo, che il 75% degli utenti e dei clienti si dice disponibile a cambiare la propria compagnia assicurativa o il proprio gestore per avere qualcosa di innovativo, migliorativo, sia in termini di qualità che di servizi che di prezzo.
E quindi per questo appunto lo definiamo nuovo, quindi nelle tre fasi, quella dell'oggi, quella del passaggio e quella del futuro, vogliamo fare delle innovazioni, quindi portando quella che è la semplicità, l'innovazione, la personalizzazione, andando a cambiare, dando agli stessi assicuratori nuovi strumenti digitali totalmente innovativi, essere onnicomprensivi, quindi dare uno strumento globale per tutto, dando una visione al cliente sempre interessante, nel senso che è comprensiva sempre quindi di tutto, che definiamo home brokerage, e poi mettendo appunto la O di persona al centro, ognuno al centro. Quindi i clienti di oggi sono in questo momento stretti tra il facile.it di turno, quindi il comparatore online nella quale non c'è alcun tipo di consulenza, alcun tipo di ulteriore personalizzazione o alcun tipo di attenzione di dovizie particolari, oppure però digitalizzato, oppure il vecchio assicuratore, vecchio per modo di dire tradizionale, che ancora va avanti con la penna e il calamaio nella maggior parte dei casi, e quindi è diciamo più ancora definito con la carta. Noi ci vediamo assolutamente nel mezzo, vogliamo dare un servizio digitale, innovativo, avanzato, ma con la consulenza dell'assicuratore tradizionale. Quindi infatti il vecchio assicuratore tradizionale perdeva la maggior parte del tempo in gestione amministrativa e quindi perdeva la redditività, e a quel punto faceva chiudere l'agenzia, o comunque è un processo che è costante di venire, perdendo anche capacità e know-how, perché stava dietro più alle carte che al cliente spesso e volentieri. E quello che invece vogliamo fare oggi con Assibro è quello di gestire totalmente la compliance, quindi tutta la parte burocratica e normativa, dare all'assicuratore tutta la possibilità di avere un canale digitale che fa per lui la maggior parte dei servizi, e quindi farlo dedicare esclusivamente alla parte di consulenza e gestione del cliente. E quindi vogliamo dargli tutto questo servizio in maniera tale che l'agenzia sia totalmente digitalizzata. La nascita di Assibro quindi diventa in questo contesto, in questo mercato di transizione che è quello italiano, ed è stata fondata da Enrico Perlin, che ormai lavora nel campo da 15 anni, e a cui si è poi aggregato Luca Beazzi, a 10 anni, e a cui ha creduto anche Gianluca Grosjean, che è il fondatore di CGN, che è il primo CAF privato italiano. Il percorso è stato quello di Enrico Perlin, che ha creato CGN Assicura, che è la componente assicurativa del gruppo CGN, in cui ha creato l'ecosistema all'interno di CGN, con cui è andato ad associare e ad assicurare soprattutto la responsabilità civile di tutti i professionisti che venivano a contatto di tantissimi professionisti che venivano a contatto con CGN. Quindi da qui è venuta l'idea di andare oltre ancora e quindi estendere a tutto tondo nel mercato italiano tutta questa digitalizzazione. Dove andremo? Vogliamo appunto andare a creare l'home brokerage, che è la gestione totale per il cliente, semplice, di tutte le sue polizze, con l'obiettivo di creare di arrivare a 10.000 polizze in 3 anni. Il nostro tipo di business è sia B2B che B2C, perché ci rivolgiamo sia ai clienti diretti, quindi espandendo il nostro core business, che agli assicuratori tradizionali, fornendo appunto loro un nuovo canale di sviluppo, e in più agli ecosistemi, quindi aziende che vogliono fornire ai loro clienti un servizio aggiuntivo ad hoc, specializzato e mirato al loro servizio, che può portargli ulteriore fatturato, ma anche ulteriore tipologia di prodotto, nel senso che tramite le assicurazioni si può appunto, un cliente nel momento in cui abbia un bisogno, un problema, può essere riutilizzato, diciamo così, il servizio. E anche dare un ottimo servizio ai nostri fornitori, in quanto forniamo per loro una validità continuamente più certa dei dati e una facilità di utilizzo e un monitoraggio sempre al certo. Quindi il modello di Assibro è fatto con una digitalizzazione molto spinta, in cui il cliente entra, si registra, può chiedere un preventivo, può vedere tutta la sostituzione delle polizze e può anche pagare e firmare all'interno dell'app. Si registra con un codice cliente che può essere dato dall'intermediario, oppure dalla propria azienda, oppure dalla propria associazione, che lo linka al suo consulente di fiducia,
e questo permette a chi gli ha fornito il codice di ottenerne un ricavo tramite il salvadanaio, il cosiddetto, tra virgolette, passaparola, che ci fa risparmiare pubblicità, ma che è fatto da persone che hanno già utilizzato il servizio e che sono contente di poter lavorare con noi. Questa è una Riccardo, manca un grandissima minuto. rivoluzione, perfetto, siamo giusti. E quindi è una grandissima rivoluzione perché vogliamo passare dal vecchio assicuratore tradizionale a quello integralmente digitale, ma dando tutta la consulenza che il cliente ha bisogno. L'esempio appunto è CGN, assicura che è riuscita ad integrare i clienti fidelizzandoli al gruppo principale, ma con il proprio ecosistema nell'ottica di un brokeraggio assicurativo. Le ultime schermate che vi faccio vedere sono direttamente quelle delle app, questo del web. Qui è appunto una schermata di registrazione, questa è una schermata che si vede da web per il cliente che va a vedere tutte quelle che sono le possibilità. Questa è una schermata del chatbot dove si inizia a fare le domande. Infine questa è l'app, è il nostro sito, quindi che c'è ovviamente, le trovate su Google Store e l'Apple Store, sono semplicissime, a Sibro. E qui sono le nostre caratteristiche, perché è premiante perché c'è il salvadanaio, per il sociale perché aiuta le stesse associazioni ad avere una fonte di finanziamento, green perché è paperless, inclusivo perché permette a tutti di poterlo utilizzare e ad avere vantaggi, e anche sportivo perché è assolutamente fatto ad hoc per gli sportivi. Aggiungerei anche giovane perché noi siamo tutti assolutamente giovanissimi, dai giovani ai giovanissimi, pur con esperienza, quindi la nostra è una startup ma in realtà anche con grande esperienza. Grazie. Io ho concluso. Grazie Riccardo. Qui sono i nostri riferimenti, se volete c'è anche il mio codice, se volete provare, ovviamente. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Può fare delle domande in chat. Io comincio a chiederti se puoi dirci qual è il modello di revenue che usate, perché l'app è gratuita, giusto? L'app è assolutamente gratuita. Il modello di revenue è la classica modalità di revenue dei broker assicurativi italiani, né più né meno, nel senso che appunto abbiamo una parte dalle provvigioni delle polizze assicurative e la parte degli oneri di brokeraggio o di consulenza assicurativa in base a quello che viene richiesto dal cliente. Ok, e i vostri partner chi sono? I nostri partner sono le varie compagnie assicurative che ci forniscono la possibilità di andare a fare le quotazioni da loro e le agenzie assicurative con cui intermediamo i rapporti. Quindi passiamo da quelle internazionali piuttosto che quelle tradizionali italiane, quindi abbiamo diciamo tutte le possibilità del mercato, da quelle più digitali a quelle più tradizionali che comunque abbiamo integrato all'interno del nostro modello di business, per cui riusciamo a fare un buon mix che ci soddisfa, ma nel tempo andremo sempre più ad aumentare il numero di possibilità per gli utenti, che già oggi comunque è molto elevato. Grazie. Ci sono altre domande dal pubblico? Vi ricordo che potete scriverle sia nella chat oppure eventualmente intervenire. No, direi di no. Va bene, grazie allora Riccardo. Grazie a voi. Grazie mille. Ecco, vi ricordo che se volete poi approfondire con Riccardo in room potete scrivere a Lorenzo D'Andrea in chat oppure potete, come vi dicevo prima, andare nella parte bassa di Zoom, cliccare partecipanti, scorrere fino alla fine e cliccare il tastino verde yes. Bene, grazie ancora Riccardo. Adesso passerei alla seconda azienda, alla seconda startup che si presenta, che è Emate, e lascio quindi la parola a Marco Krasnic. Buon pomeriggio a tutti, mi vedete? Confermate? Bene, ottimo. Allora, parto condividendo lo schermo e raccontandovi velocemente questa iniziativa. Allora, questa iniziativa innanzitutto di che cosa si occupa? Si occupa di digital learning personalizzato. Il concetto di personalizzazione è fondamentale, lo vedremo nel corso della breve presentazione, nel senso che sgombero subito il terreno dall'idea di produrre o vendere delle soluzioni preconfezionate senza nulla togliere, tipo i corsi sulla sicurezza, eccetera. Non è questo il nostro obiettivo e non è questo il nostro target di business. Emate nasce come
realtà, scusate che chiudo qua, Emate nasce in realtà come startup, ma per essere più precisi è quasi uno spin-off aziendale. Nasce da un'esigenza che io, che ho il ruolo di fondatore di questa startup, ma sono anche amministratore socio di un'altra azienda che si chiama Overlog e che si occupa di soluzioni informatiche per i magazzini. Voi direte che cosa c'entra? C'entra perché è da lì che è partita questa idea e il perché di fondare questa startup. Noi avevamo una esigenza molto forte di formare le nostre persone sulle nostre soluzioni, sui nostri sistemi informatici, quindi formazione interna, e avevamo la necessità di fornire ai nostri clienti degli strumenti per poter sfruttare al meglio le nostre soluzioni. Quindi un tema di formazione estesa anche al nostro parco clienti. E per questo abbiamo fatto una riflessione e abbiamo capito che la soluzione della formazione digitale poteva essere la risposta alle nostre necessità. E parto dicendovi semplicemente quali sono stati i risultati al nostro interno, cioè all'interno di Overlog. I risultati sono stati incredibili perché noi siamo passati dall'avere 12 mesi circa come periodo di formazione delle mie persone ad avere un periodo di formazione di soli 4 mesi. Dall'altra parte poter disporre di una misurazione oggettiva dei risultati della formazione, quindi capire esattamente qual era il livello di competenza che io potevo raggiungere, avendo uno strumento riusabile a costo zero. Ho fatto questa riflessione, ho pensato a questo punto, bene, ma è un problema solo mio? No, senz'altro un problema sentito anche da molte altre aziende. Parlandone con i miei clienti, ho capito subito che il contesto in cui noi ci muoviamo in questo momento è un contesto in cui la velocità del cambiamento è fortissima, quindi le necessità, il mondo cambia all'interno delle aziende con una velocità notevole, ma non solo con una certa velocità, anche con una certa frequenza. Quindi io sono continuamente in fase di cambiamento, con delle tematiche e dei problemi estremamente complessi. Il paradosso è che a fronte di questa dinamicità del cambiamento ho sempre meno tempo per poter formare le persone e non ho spesso dei criteri di valutazione oggettiva per misurare il grado di competenza delle persone con cui lavoro. C'è parallelamente un concetto di nuova modalità di apprendimento. Se consideriamo che solo pochi anni fa eravamo abituati a leggere libri, ora le persone sono abituate a guardare video, a guardare dei tutorial, quindi cambia veramente il contesto. A questo punto l'idea è stata quella di fondare una azienda dedicata alle soluzioni e ai sistemi di apprendimento digitale, quindi che parta dall'analisi e la progettazione didattica fino a realizzare quelli che sono oggetti multimediali, creare delle academy e così via. E con quali vantaggi? Sicuramente con il vantaggio per le aziende di poter avere una situazione di formazione permanente e incrementale, potendo così ridurre i tempi e i costi della formazione e poter avere un sistema di misurazione di quello che è il grado di apprendimento, con un beneficio anche per gli utenti di poter personalizzare il proprio percorso formativo, essere coinvolto e avere una flessibilità di partecipazione, potendo gestire adeguatamente sulla base delle proprie necessità orari e periodi di formazione. Chiaramente come abbiamo pensato di strutturarla? Quindi il modello di business parte da quello che è la raccolta delle esigenze formative da parte del cliente e dei contenuti formativi, disporre da parte nostra di quelle che sono le competenze in termini di didattica formativa, competenze software per a questo punto trasformare le esigenze formative attraverso una piattaforma e-learning in quello che è la formazione avanzata che il cliente può erogare ai propri utenti interni e ai propri utenti esterni. Sostanzialmente lo proponiamo con una logica molto snella, molto agile, che parte da una fase progettuale e spesso va a realizzarsi attraverso dei progetti pilota, delle sperimentazioni che poi vengono erogati o a progetto o a consumo per garantire un concetto anche di flessibilità di utilizzo in termini di costo e di modalità di utilizzo e di assunzione. A chi ci rivolgiamo? Beh, senz'altro la platea è ampissima. Sicuramente riguarda tutta la platea dei neoassunti, riguarda le forze di lavoro interne e anche la rete esterna, per consentire questa dualità tra formazione e aggiornamento che sono
facce della stessa medaglia di un concetto di long life learning su quali temi? Beh, sulle politiche aziendali, sui prodotti, sulle competenze specifiche. Quindi una platea e un ambito di impiego estremamente vasto. Il team, detto in altri termini, è formato da chi? Io che sono un po' il vecchio, che è quello che ci mette i soldi e ci mette l'esperienza. Lo specialista, io scherzosamente la chiamo la professoressa, cioè Emanuela, che è sicuramente una competenza sia di docenza tradizionale, sia un PhD in informatica, quindi ci mette la parte, diciamo, scientifica di questa azienda. Ecco, Marco, manca un minuto. Sì, lo smanettone è l'esperto di digital marketing. Vi faccio vedere, tralasciando gli esempi applicativi, che cosa significa concretamente parlare di digital learning. Bene, se credete che il valore dell'azienda e le performance della vostra azienda dipenda dalle competenze delle persone che a loro volta dipendono dalla formazione e dalla valutazione, noi crediamo di potervi dare un valore aggiunto, consentendo di ridurre i tempi della formazione, misurare i risultati che potete ottenere dalla formazione, creare un patrimonio di conoscenza e alla fine è fondamentale fidelizzare i vostri dipendenti e i vostri partner. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, grazie Marco. Quindi i vostri clienti sono le imprese di che dimensione più o meno? Ma guarda, abbiamo degli esempi abbastanza estremi, non possiamo citare per una serie di motivi ancora di privacy, un grosso gruppo assicurativo, quindi potete immaginare la dimensione di questo gruppo, fino all'impresa da qualche milione di euro. Il tema vero è riuscire a creare in modo molto snello e quindi riuscire a tagliare in funzione delle esigenze del cliente quello che è il proprio piano formativo. La cosa interessante è che è un approccio graduale, cioè io posso partire con piccoli elementi che vanno da quella che è la policy aziendale fino a creare un vero e proprio corso o una vera e propria academy strutturata per l'azienda. Il vero vantaggio è che io in modo incrementale creo il mio patrimonio di conoscenza dell'azienda e lo posso riutilizzare in qualunque momento. Non sarà mai un qualcosa di esclusivo, perché io non credo che la formazione digitale sostituirà tout court quella che è la formazione, ma ci consente di creare quella cosiddetta blended, quella formazione mista che consente di mettere assieme tecniche, tecnologie e metodologie digitali con lezioni frontali piuttosto che con esperienze personali. Quindi in un mix sempre più efficace per una formazione completa. Quindi anche i settori sono vari di fatto. Settori molto vari, abbiamo esempio di un'azienda nostra cliente del mondo metalmeccanico, come vi dicevo impresa assicuratrice, adesso vabbè, non svegliamo nulla ma stiamo lavorando per INSIEL nell'ambito della formazione di quello che è l'ambito nostro della logistica, quindi per formare le persone che poi devono avere a che fare con gli aspetti di movimentazione, ricevimento merci sia nel magazzino sia negli ospedali. Quindi credo che, e questa è la mia convinzione da parte di founder, che ci sia un ambito molto ampio di applicazione. Ok, e i tempi, le tempistiche di implementazione di un vostro progetto formativo? Guarda, siamo riusciti a far partire dei progetti in un mese e ne abbiamo fatti altri di qualche mese. È chiaro che il percorso, come ti dicevo, è un percorso incrementale. Bisogna trovare la giusta taratura, dipende anche molto dal materiale di partenza dell'azienda, perché formazione digitale non significa mettere su un server dei documenti PDF, non è quello naturalmente la modalità.
Quindi dipende un po' dalla quantità del materiale e dall'obiettivo in termini di completezza che si vuole raggiungere, però l'ordine di grandezza è del mese, di qualche mese, ecco, sostanzialmente. Bene, grazie. Ecco, c'è una domanda dal direttore Lidia Alessio Verni: aiutate a sviluppare il materiale formativo? Beh, certo, e io sono andato un po' di corsa, ma il tema è proprio questo, no? Noi vogliamo affiancarci, non siamo quelli che detengono il dominio delle competenze del cliente, quindi non facciamo il contenuto dal punto di vista tecnico, ma recepiamo il contenuto o aiutiamo il cliente a costruire insieme il contenuto, che può essere partire da PowerPoint piuttosto che pezzi di video, piuttosto che materiale scritto. Insieme si ragiona e si decide come strutturare questo materiale per renderlo interattivo e per renderlo, diciamo, adeguato ad una modalità di recepimento delle informazioni in maniera diversa. È sotto gli occhi di tutti ed è un problema di apprendimento che 40 anni fa, 30 anni fa eravamo tutti abituati a studiare sui libri e a stare piegati per 5 ore senza problema. Adesso anche il manualetto utente del telecomando nessuno lo vuole più guardare, si guarda un tutorial. Quindi è chiaro che va fatta una trasformazione. Noi vogliamo affiancarci e ci affianchiamo al cliente proprio per fare questo tipo di mestiere. Le competenze sono come trasformare questo materiale e le competenze digitali su una piattaforma e-learning che è open, quindi noi non ci siamo inventati la piattaforma, usiamo questa piattaforma per erogare questo materiale personalizzato del cliente. Chiarissimo, grazie, grazie Marco. Ecco, ricordo a chi vuole poi approfondire nella room di scrivere adesso a Lorenzo D'Andrea oppure appunto di cliccare yes, il tastino verde. Grazie, proseguiamo con l'ultima impresa che si presenta oggi, si tratta di Replace e ce ne parla Andrea Toffolo. Buonasera a tutti, sono Andrea Toffolo, amministratore di Replace, una startup che è partita 5 anni fa da un gruppo di persone che già da anni si occupava del settore degli elettromedicali e delle manutenzioni, con l'idea di riuscire in un'ottica di economia circolare, riuscire a rimettere in funzione, in gioco, tutta una serie di attrezzature e di apparecchiature medicali che purtroppo all'interno degli ospedali venivano accantonate e non più utilizzate per delle piccole riparazioni che non venivano fatte. Questo, diciamo, è stato il punto di partenza e la collaborazione che abbiamo iniziato a fare con diverse aziende di global service, aziende che si occupano di manutenzioni diciamo in modo trasversale all'interno degli ospedali e quindi di soddisfare un'esigenza inizialmente di componenti e prodotti molto semplici legati a un reverse engineering, quindi a una riprogettazione degli stessi componenti in funzione di, in prima battuta, ripristinare attrezzature che le case madri mettevano fuori o mettono fuori supporto perché sono passati il periodo di tempo per i quali le aziende tengono sotto manutenzione e sotto assistenza le apparecchiature. E in seconda battuta migliorare e implementare questo tipo di componenti affinché le macchine abbiano delle prestazioni migliori o risolvano dei problemi agli operatori che magari con componenti originali si trovavano in difficoltà. Tutto questo con l'utilizzo di, qua ne abbiamo un esempio, una semplicissima stampante 3D che molto spesso riesce in maniera molto veloce, ma soprattutto molto flessibile, a creare dei componenti in tempi molto veloci rispetto a quello che è quelle che sono le canoniche diciamo, tecnologie per la produzione, ma soprattutto è molto veloce il processo di miglioramento, cioè partiamo da un componente, da un oggetto che inizialmente è standard e andiamo ad evolverlo e a modificarlo in funzione di quelle che potrebbero essere le esigenze di un operatore per ergonomia, per colore, per dimensione, per customizzazione. Quindi il fatto di credere in questa tecnologia ed applicare questa tecnologia all'interno del mondo ospedaliero poi ci ha portato a fare un gradino in più e a pensare a quelle che potevano essere le applicazioni non più
nel mondo dell'elettromedicale, ma proprio nel mondo del clinico, quindi nel mondo di supporto a quelle che sono le attività cliniche all'interno delle aziende sanitarie o all'interno delle cliniche private, dove con uno sforzo importante a livello di costi e a livello di ricerca e sviluppo, siamo arrivati a realizzare tutta una serie di modelli anatomici in multimateriali, cioè utilizzando la stampante 3D ma anche utilizzando altre tecnologie produttive, per riuscire a riprodurre da quelle che sono immagini d'icon, cioè da quelle che sono sostanzialmente delle TAC o delle risonanze magnetiche, i modelli anatomici su cui gli operatori sanitari, quindi chirurghi, ortopedici, piuttosto che oncologi, vanno a simulare quella che poi sarà il vero e proprio intervento chirurgico. Quindi a calcolare quelle che possono essere le problematiche che si potrebbero trovare di fronte una volta che il paziente è sul tavolo operatorio, piuttosto che quelli che sono i benefici, nel senso che molto spesso io vi faccio vedere, non ho presentazioni, vi faccio vedere qualcosa di fisico. Questo è un modello anatomico di un'arcata oculare, dove la parte rossa è purtroppo ahimè un tumore, una massa tumorale al sopracciglio. Con questo semplice modello il chirurgo, con una tecnologia israeliana sviluppata in questi anni, dove la cosa fondamentale era riuscire a mirare a questo isotopo all'interno della massa tumorale precisa, cioè non si poteva sbagliare neanche di un decimo di millimetro, ha fatto tutte le sue simulazioni. Una volta fatte le simulazioni sul modello, è andato in sala operatoria e, diciamo, a colpo sicuro, se così si può dire, ha fatto l'intervento. Una serie di questi modelli sono già stati testati in diverse strutture ospedaliere, sia dell'Emilia Romagna che del Friuli Venezia Giulia. Vediamo che la risposta, nonostante la rigidità del Servizio Sanitario Nazionale, che purtroppo è legato anche a problemi di bilancio, come tutti sappiamo bene, sta credendo e sta cercando in tutti i modi di portare avanti questi ragionamenti, anche perché il risultato clinico è importante, il paziente ne trae beneficio, ma ne trae beneficio la stessa struttura sanitaria, uno, perché banalmente fa pubblicazioni scientifiche e quindi avvia un percorso di sviluppo e di innovazione sull'innovazione stessa, nel senso che è autoalimentante l'innovazione che si va a fare, e due, effettivamente i tempi di sala operatoria sono molto più limitati. Pochi lo sanno, ma un'ora di sala operatoria costa più di qualche migliaia di euro. E quindi per una struttura sanitaria anche piccola risparmiare 5-6 ore a settimana di sala operatoria potrebbe essere una cosa non da poco. Da lì ovviamente ci stiamo espandendo in tutti quelli che sono le attività di ricerca e sviluppo applicate. Noi non siamo un centro di ricerca, quindi non facciamo ricerca e sviluppo fine a se stessa, ma facciamo ricerca e sviluppo applicata. Un anno fa circa abbiamo concluso una ricerca su quelli che sono radioprotettori, quelli che sono degli schermi sostanzialmente che proteggono il paziente durante la radioterapia, e quindi trovando una soluzione customizzata, quindi su misura del paziente, per proteggere tutti gli organi che sono soggetti a quella che ahimè è una terapia oncologica, e con l'utilizzo di nuovi materiali, di nuove tecnologie di produzione, ma soprattutto con la collaborazione con istituti di ricerca, con università, con ospedali, affinché questa tecnologia possa diventare di uso, non dico comune, ma di uso quotidiano all'interno degli ospedali, perché ci siamo accorti che tantissime sono le applicazioni sulla quale può essere usata. Ecco, Andrea, mancano 30 secondi, quindi se puoi andare a chiudere. Sull'attività formativa, in cui stiamo tentando di, assieme a un paio di partner, sviluppare quelli che potrebbero essere gli argomenti, ma soprattutto quelle che potrebbero essere le skill delle persone che andrebbero a operare su questa tecnologia. In questo momento un tecnico di stampa 3D o di progettazione 3D non ha
un pacchetto di skill predefinito, nel senso che non esiste una persona che sia formata e che abbia una formazione, diciamo, ad hoc per questo tipo di attività. Grazie per l'attenzione. Grazie Andrea. Ecco, vi invito a fare domande e intanto ti chiedo, stampate in 3D su plastica? Sì, diciamo che abbiamo iniziato su plastica, ora ci stiamo spostando su altre tecnologie in resina, sempre in materiali termoplastici. Ovviamente la chimera, l'obiettivo finale è quello di arrivare sui metalli, come so benissimo che anche voi avete una macchina in casa, ma in questo momento l'investimento per noi non è ancora contestualizzato in un prodotto, in un servizio vendibile, per cui ci stiamo un attimino fermando prima. Quindi il vostro, diciamo, il vostro business è quello di fare ricerca e sviluppo, la stampa 3D, sì. e poi vendete il... Diciamo che noi ci occupiamo di fornire o dei componenti, dei pezzi di ricambio, dei piccoli componenti su misura, in sostituzione di quelli che sono componenti non più utilizzabili. Ci occupiamo anche di fare quello che è l'utilizzo classico della stampa 3D, della prototipazione, cioè assistere le aziende a sviluppare nuovi prodotti, a testare nuovi materiali, nuove geometrie, nuovi design, affinché arrivino a un prodotto finale soddisfacente in tempi molto più contenuti rispetto che l'utilizzo, ad esempio, dell'injection molding. Quindi il vostro cliente sono le imprese di fatto, anche se l'applicazione finale poi... Assolutamente sì, è chiaro che tra 1000 imprese c'è anche il privato che vuole stamparsi l'oggetto di casa, ma è praticamente esclusivamente B2B come tipologia di settore e di Benissimo. mercato. Grazie. Benissimo, grazie mille Andrea. Io ricordo ancora che se volete poi approfondire qualche argomento, qualche aspetto, di scrivere in chat a Lorenzo D'Andrea oppure di flegare yes sulla schermata di Zoom. Bene, siamo arrivati alla fine di questa giornata e anche alla fine di questa settimana. Io ringrazio tutti, ovviamente coloro che hanno lavorato affinché questa settimana venisse realizzata, ma anche tutti voi che siete stati presenti durante le 5 serate. Io vi anticipo che vi invieremo un questionario per capire se questa iniziativa ha soddisfatto quelle che erano le aspettative, anche in vista di organizzare nuove iniziative di questo tipo o di altro tipo a seconda appunto delle esigenze. Vi ricordo prima di aprire le room che se vi siete persi qualcosa nei prossimi giorni, noi abbiamo registrato le serate, quindi le metteremo a disposizione sia sul canale YouTube dell'agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa sia sul loro sito. Grazie ancora a tutti, per chi vuole fermarsi ci vediamo in room e per gli altri buona serata. A presto, grazie.